Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Allora ragazzi, fatalità, dopo il live che ho fatto, ho trovato la patch nuova di Pass Galaxy, ne abbiamo parlato durante il live di Flight Simulator, allora l'ho provata e ho visto che è molto migliorata e a questo punto, visto che non so in quanti mi avete chiesto di cominciare col Bari, ho cambiato, quindi sono con il Bari, non con il Perugia, e niente, sono sempre attaccante, ho messo come livello abilità un po' più forte, sono sui 77-78, però non so anche il livello massimo, vi assicuro che è durissimo, però ho fatto degli esperimenti, è molto molto dura perché è veramente tosta la modalità, diventa un mito su PES, di difficoltà massima, e niente, siamo col Bari, così è contento veramente che almeno in 7-8 persone me l'hanno chiesto, non è poco, contando che non ho ricevuto altre richieste. E niente, andiamo, prima giornata del campionato Bari Perugia, le facciamo vedere tutta, poi chiaramente ci saranno due partite alla volta, chiaramente voglio vedere perché diciamo, tra virgolette, l'ultima occasione che do a giochi così, perché live ne farò altri, però voglio vedere, visto che di eventualmente me l'avete chiesto in tanti, vediamo di proporre questa modalità, anche perché altri giochi onestamente non saprei proprio cosa fare, sinceramente. Buono, andiamo. Divisa ok. Schema di gioco, giochiamo come ok. Perfetto. Vai ragazzi, Bari Perugia al San Nicola. Questa patch la trovate o su PES Edit nella sezione PES 2015 o L'attesa è sul finita, sito PES adesso Galaxy. ci siamo veramente. Vai. Comincia il campionato. Una sola squadra vincerà il titolo. Sì, E dunque, però calcio d'inizio. non ci capisco niente. Allora, impostazione telecamera. Facciamo lontana, grandangolo. Ok, questa mi sembra la Cambia grandezza gioco. giusta. Però devo seguire la palla. No, dov'era? Oddio. Elenco giocatore. No, era così forse. Ok, perfetto. È che voglio cominciare bene, cazzo, il Perugia e il Bari è meno più Comotto. forte del Perugia. Almeno quello che dice PES. Pea. E inizia la Serie B, ragazzi. Il nostro obiettivo è Prova diventare la soluzione fenomeni. in profondità. Veramente spero del Milan, anche di portarmi su. Però intanto cercare di vincere qualcosa. Che cazzo di passaggi sono già. Pea. Perea. È riuscito a passare. Perea, ai ai ai. Fuori di poco. Sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Mamma mia. E questa è una grande occasione persa. Ha fatto tutto bene, tranne la conclusione. Perché sti lì, ragazzi? Ma perché sti lì? Ottima pressione Grazie. la sua. Palla L'hai rotto un po' recuperata. il cazzo. Cercano spazio allargando il gioco. Dai, cerchiamo di fare un gioco un po' decente. Lanzafame. È duro, sarà durissimo. Attenzione! Di avere supporto vostro come Ecco il tiro. la modalità dei compessi. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Tantissimo, avete veramente supportato. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. tutte le stagioni. Questo Spero significa sia così essere anche presenti in campo. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Se la passiamo così sarà. Perea. Prova a passare la difesa Bravissimo, scavalcandola dai. col pallone profondo. C'è la verticalizzazione. Dio mio. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Lanzafame ci prova. Il Perugia sembra giocare bene, noi del Bari siamo un po' in crisi. La mette al centro. Aia, eccolo qua. Ha calciato forte. Mamma mia, Avrebbe che culo. potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Difesa distratta. Li hanno lasciati rischia, andare al ragazzi. cross senza nemmeno pressarli. Ha provato a ripetersi. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo Marchegiani, sì. l'esito di una Vecchio? partita. Bravo. Jonathan Rossini. Mamma mia, che cazzo di passaggi sono bravo, come chiusa il fisico. Cerca il passaggio in profondità. Vai. C'è il tiro. E c'è la rete. Assist di Veneziano. Gol del Bari, 1-0. Wolski. Troppo solo. Cosa possiamo Guarda che aggiungere? gigante che sono. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Guardate la giocata, vado di fisico.
tac, passaggio in profondità e Foschi la mette dentro. Sì, cazzo. Il primo assist in carriera. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, Il ma bomber devono che continuare fa a lottare. e il bomber. Vai Kobe. Belli. No, Mazzeo recupera, porco Mazzeo. Cerca di superare la Perea. difesa con questo pallone lungo. Perea. Dai che i tifosi hanno detto che vogliono assolutamente vedere un grande veneziano, speriamo. È stato prelevato dalla Serie C1 dal Venezia che ha fatto 36 gol in 30 partite. La storiella del Comandone comincia così. Volsky. Vai Foschi. Ci ha preso gusto Foschi. Buon lancio. Mamma mia di poco. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Sono già stanco però, cazzo. Passaggio in l'assist è avanti. arrivato, io godo. Lanzafame. Perea. Non so, Perea che è troppo libero però Perea. Perea e Lanzafame fanno quel cazzo che vogliono. Prova il filtrante. Tadei Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. del Prete. Per Tadei, Rodrigone. Giocatore sicuramente di categoria superiore. Tadei per Verre. Verre. Tiro di Verre. Bene, la difesa del Perugia e del Bari buttano via. Come la passa molto Volsky. bene. Vai Foschi, mi sta già gasando Foschi. Occhio al lancio lungo. Foschi giocare Intervento a liberare. No. Che recupero. C'è ancora un lancio lungo e Vai profondo. cazzo! Che grande parata. Ha mostrato una gran Stiamo classe, giocando bene, un'autentica stiamo parata giocando d'istinto questa. Finalmente, E poteva vale segnare. più forte, cazzo. Buono. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Tifosi e giocatori saranno certamente Ragazzi, altra soddisfatti di cosa, questo ho messo le punteggio. scarpe, non Ora le hanno Nike, altri le 45 Adidas, minuti sono per soprattutto difendere il le Warriors, vantaggio. comunque scarpe non di primissima marca perché 1-0 dopo i primi sono ancora 45 sponsor minuti. positivi, sono di fare tutto in maniera reale. Se non sto parlando troppo forte perché è veramente tardino. Giacomazzi. Il Giacomo C'è il tocco profondo. Giacopezzi. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Bravissimo. Bravo Cuba. Poi Cuba. Il Cuba Può prova tentare il la tiro. conclusione. Il portiere la stava combinando grossa. Donati. Grande venezianone però. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cazzo, poteva fare il 2-0 e chiuderla. Si soffre. Lanzafame. Fame. Cerca ancora una palla profonda. Ai gol. Ci prova. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione Fuori di fallita. poco, Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Mamma mia, Comendone alla barra al minimo. Vado. Devo un po' gestirmi, Volsky. Bellissima Volsky. Foschi ardito, fioi. Tiro. Cube! Ottima parata del portiere. Miracolo, cazzo. Conclusione davvero molto angolata. Devo sfruttare il colpo di testa Volsky come la viene. metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono Dai, arrivati. cubo di testa. Buona Bravo deviazione del portiere. Fuori di poco. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Bene, però stiamo giocando Beh, bene, cazzo. non è Sto stata una divertendo. brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di 0. Anche Gianni non rompere il cazzo. Che come veramente restituisca anche l'infortunio, cazzo. Prova a saltare il centrocampo. Dovrei essere un po' più forte come resistenza. Occio, buttala via. Pallone impossibile da raggiungere, troppo Esce lungo. Galano, entra Stoia. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in ritmo. Ti prego, teniamo sto 1-0, sarebbe fondamentale. Ryan Perea. Adesso deve bene partire subito colpire il Errore grave. Devo farmi notare perché voglio andare subito in categorie più alte, cazzo. Volsky. Jonathan Rossini.
faremo anche un live chiaramente su PES Taddei. sicuramente. Giacomazzi. Ecco che Giacopazzi. provano dall'altra parte. Comotto. Giacopazzi a Reale. Donati. Vai come molto bene. Passaggio in avanti. La difesa è stata brava, gli ha impedito di girarsi e concludere a rete. Abbondanti. Passaggio sulla destra. Sì, anche qualcosa di più in realtà. La gioca largo verso il Bellissimo, fondo. ti prego, arriva, solo la cagata. Pallone che ha superato la linea. Sarà però semplice rimessa da fondo. No, ancora no, mi tieni in campo. Entra De Luca per Stevanovic, per Perea. Entra Rabusic per Perea. Jonathan Rossini. Sicuramente ha avuto le sue occasioni il Perugia, però abbiamo giocato bene, grazie. Sono molto soddisfatto. Veneziano Spondona. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Adrian Stojan cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Una serie. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Vediamo con PES come va. E intanto il tempo passa. E sicuramente non ci sarà la frequenza di 2 video al giorno. Palla profonda a cercare lo spazio. Sarà molto dura. Vediamo un po'. Devono cercare di Però portarsi diciamo che avanti adesso, però non resta più molto fisici, tempo per prego. cercare di segnare. Grandissimi, 1-0. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. E inizia dunque nel migliore dei modi la stagione. Serviva una vittoria anche sul piano strettamente psicologico. E una vittoria arrivata. Non poteva esserci esordio migliore per loro, una partita che lascia ben sperare per il resto della Veneziano, in competizione. campo, silenzio, silence. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Cheressa e Luca Marcheggiani. Come godo. Libidine pure, ragazzi. Buono, andiamo a vincere la prima giornata. Siamo primi, evviva! Ok. Partite giocate 1, assist e mezzo, gol 0, assist 1. Ok, sono partito un po' più forte perché però 78, 70, 61, 56, 66. Sono molto lento, però ho preferito fare così perché voglio divertirmi, se no ci mettiamo troppo tempo ad arrivare con livello di difficoltà massimo. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. La prossima partita sarà Serie B. Però prima ci sono le annuncio squadra nazionale, non penso di esserci. Ha scelto di non chiamare Ardito, che c'è veneziano. Ok, raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!